Il Veneto per me è porte, portoni, bocche di porto. Clausa, bonis reseror, claudor, aperta, malis. Se chiusa, ai buoni mi apro, mi chiudo, se aperta, ai malvagi. Le porte delle città murate, delle ville venete, dei palazzi nobiliari. Le città murate venete sono centri urbani che hanno conservato la cerchia delle mura, costruita in epoca medievale, periodo caratterizzato da invasioni barbariche ed aspre contese tra feudi e signorie locali. Attualmente all'Associazione Città Murate del Veneto aderiscono 38 comuni. Porta di Eda a Bassano del Grappa. Porta di Eda è collocata presso quello che fu il castello inferiore detto dei Berri, edificato nel 1315 dai Padovani per proteggere i nuovi borghi sorti fuori le mura. Col tempo il castello cadde in rovina e fu presto sostituito da abitazioni civili. Rimane la porta, aperta nel 1541 dal podestà Domenico Diedo, alla fine di poter direttamente comunicare con le nuove realtà abitative andate nel tempo sempre più infoltendosi. Porta Bassano a Cittadella. La porta nord della cinta del 1220 è la porta di Bassano, chiamata anche il castello. Era separata dalla città da un fossato attraversabile mediante ponte levatoio e protetta da un torrione di 30 metri che costituiva la casa del capitano della guarnigione. La porta della Torre Civica a Castelfranco Veneto. La porta, che guarda la città fondatrice e introduce all'asse viario che, partendo da Borgo Treviso, porta al capoluogo della Marca, è sovrastata dalla Torre Civica, che costituisce la parte più nobile e rilevante della complessa struttura fortificata eretta a cavallo tra il XII e il XIII secolo dal comune di Treviso come estremo baluardo difensivo occidentale della Marca trevigiana. Ville Venete. Le ville venete sono una tipologia di residenza fondata dal patriziato della Repubblica di Venezia e sviluppatasi nelle aree agricole dei domini di terraferma tra la fine del XV secolo e il XIX secolo. In questo arco temporale furono realizzate più di 5.000 ville venete, molte delle quali sono ancora conservate e tutelate dall'Istituto regionale Ville Venete. Le ville palladiane. Nel XVI secolo Andrea Palladio divenne l'architetto più importante della Repubblica Veneta, nel cui territorio progettò numerose ville che, insieme al trattato I quattro libri dell'architettura, influenzarono in modo determinante l'architettura occidentale. Villa Barbaro a Naser. Nel corpo centrale, sotto il frontone, che reca lo stemma della famiglia dei Barbaro e la trabeazione sulla quale è leggibile l'epigrafe dedicatoria, si trova la porta d'ingresso che introduce all'interno della villa con le 6 sale affrescate da Paolo Veronese. Villa Emu a Fanzolo. Al termine di un lungo percorso lastricato di grandi pietre squadrate si trova una rampa che dà accesso alla villa. Dopo la porta d'ingresso si aprono gli interni riccamente decorati con affreschi di Giovanni Battista Zelotti, autore di opere analoghe in altre ville palladiane. Villa Valmarana Inani, a Vicenza. La villa, che prende il nome delle statue di 17 nani in pietra ora disposti sul muro di cinta che circonda la proprietà, si compone tra l'altro di una palazzina, le cui porte ci immettono in locali che sono stati affrescati da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 dal proprietario Giustino Valmarana. Il palazzo più importante del Veneto è il Palazzo Ducale. Con la sua porta di monumentale bellezza, il Palazzo Ducale era la sede del Doge e degli organi istituzionali veneziani, la cui gestione del potere ha influenzato alcune pratiche della nostra politica. Se usiamo il termine italiano ballottaggio, o in inglese il verbo to ballot, votare, è perché a Venezia le decisioni venivano prese votando con le baiote, che significa palline. I portoni dell'artigianato, del commercio, dell'industria. La costruzione delle gondole è una delle attività artigianali più famose del Veneto. Per la costruzione sono necessari molti mesi e molte ore di lavorazione e la vita media di una gondola è di circa una ventina di anni. Attualmente a Venezia ci sono circa 5 scuole attivi. L'arte del vetro soffiato. Murano è una delle località più rinomate per la lavorazione del vetro.
A Murano i vetrai avevano l'obbligo di vivere nella città di Murano e dovevano richiedere un permesso speciale prima di poter lasciare Venezia. La lavorazione della pelle. La qualità di questi prodotti inizia proprio dal taglio del pellame. Successivamente c'è la decorazione che può avvenire a caldo utilizzando alcuni punzoni e il fuoco, oppure a freddo impiegando un cliché e una pressa manuale. La ceramica artistica. In particolare sono note le porcellane lavorate a Bassano del Grappa. L'importanza della tradizione della lavorazione della ceramica è testimoniata anche da alcuni musei, come il Museo della Ceramica presso il Palazzo Sturm di Bassano del Grappa o il Museo della Ceramica che ha sede presso il Palazzo De Fabris a Nove. Il mercato settimanale di Padova, una bottega di Castelfranco Veneto, un centro commerciale a Verona. Ma l'apertura internazionale è stata e continuerà ad essere la chiave di volta della crescita economica veneta. Nei primi 6 mesi del 2017 il fatturato estero delle imprese venete ha superato i 30 miliardi di euro. L'agroalimentare. Tra i prodotti di questo settore vanno ricordati alcuni vini famosissimi in tutto il mondo, come il Bardolino, il Valpolicella o il Prosecco. E a un buon vino di Prosecco si può associare un Pandoro, che è un tipico dolce veronese che viene consumato soprattutto durante le festività natalizie. Il tessile abbigliamento è una realtà assai dinamica, con imprese piccole e piccolissime e medio-grandi, che esportano i loro prodotti in tutto il mondo. La meccanica. La meccanica veneta ha al proprio attivo grandi infrastrutture, dove sono state ampiamente utilizzate le sue tecnologie, come il tunnel di Trento, la metropolitana di Roma o le gallerie nel nuovo tratto appenninico dall'Autostrada del Sole. L'elettronica. Ci sono aziende in Veneto che producono serie civili, impianti di domotica, di videocitofonia e di sicurezza. L'occhialeria. In Veneto si trova il più grande produttore mondiale di lenti e montature di occhiali. Il turismo. Il Veneto vanta la prima industria turistica in Italia, con un fatturato stimato intorno a 13 miliardi di euro. Le bocche di porto. Una striscia di terra lunga e sottile divide la laguna di Venezia dal mare Adriatico. Il loro collegamento avviene attraverso le 3 bocche di porto, Lido, Malamocco e Chioggia, per le quali le navi entrano nei porti veneziani o escono per raggiungere le terre dell'est. Per questo Venezia è chiamata Porta d'Oriente. Le 3 bocche sono anche la porta del fenomeno dell'acqua alta a Venezia e per questo motivo si stanno completando le dighe mobili del Mose. Il MOSE, Modulo Sperimentale Elettromeccanico, è una grande opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica, tuttora in fase di realizzazione. Il suo funzionamento è molto semplice. In condizioni normali di marea, le paratoie sono adagiate nei loro alloggiamenti, piene d'acqua. Quando è prevista un'alta marea, le paratoie vengono svuotate dall'acqua mediante l'immissione di aria compressa e in questo modo si sollevano, ruotando sull'asse delle cerniere, fino a emergere per fermare la marea entrante in laguna. Quando la marea cala, le paratoie vengono di nuovo riempite d'acqua e rientrano nella loro sede. Ma le porte che aprono tutte le altre sono le porte Dei nostri musei, delle nostre università, delle nostre scuole. In Veneto ci sono 69 musei sparsi per tutte le sue province, senza contare le grandi istituzioni culturali come la Peggy Guggenheim Collection, la Fondazione Querini Stampalia, la Civica Collezione di Ca' Pesaro e Palazzo Grassi. Da un punto di vista quantitativo si individua in primo luogo la presenza dei musei d'arte, seguita da quella dei musei etnografici e dei musei di archeologia. Altre categorie altamente rappresentative risultano essere i musei di storia e scienze naturali e i musei storici e della Grande Guerra. L'Università di Padova, l'Università di Verona, l'Università Ca' Foscari, lo UAV.